Intanto il questore della provincia di Pordenone, il dottor Marco Odorisio, nella mattinata odierna ha ricevuto e dato il benvenuto al commissario capo della Polizia di Stato, il dottor Francesco Mattioli, che proprio questa mattina è stato trasferito alla questura di Pordenone con l'incarico di dirigente della squadra mobile. Noi allora l'abbiamo incontrato anche per capire effettivamente di che pasta è fatto. Innanzitutto il benvenuto, ripeto, qui a Pordenone, in questura, come abbiamo detto prima in occasione della presentazione del dottor Mattioli, sicuramente l'arrivo in una famiglia. Alla fine le dinamiche sono quelle tipiche delle famiglie. A me piace ricordare sempre il concetto di lavoro di squadra. Anche da noi in polizia ricorre molto spesso questo sostantivo, la squadra mobile, la squadra volanti, la squadra del reparto mobile, a sottolineare appunto, no, quel lavoro d'insieme, quella equipe della sicurezza dove ognuno di noi dà il proprio contributo, non solo chi dirige uffici investigativi, mi piace ricordarlo, o anche e soprattutto chi sta nel front office o dietro le quinte e che dà il proprio contributo per consentire a ciascuno di noi di realizzare sempre con quello spirito di servizio verso il prossimo, quella che è la nostra mission, di lavorare per il benessere della collettività e per il bene comune. Mi aspetto di trovare una struttura solida, una struttura radicata sul territorio, una struttura che gode della stima, del rispetto e della fiducia dei cittadini e delle istituzioni. Per quanto riguarda il personale della squadra mobile, personale capace, esperto, competente, animato sicuramente da grande spirito di sacrificio e determinazione. I risultati che non solo nell'ultimo periodo ma anche in questi ultimi anni hanno fatto parlare della questura di Pordenone, credo che ne siano un esempio. La fama brillante di questa realtà, diciamo, che precede di gran lunga il mio arrivo, e ho avuto il piacere di potermi inserire in questa tradizione sperando di poterla confermare e rinnovare. Squadra mobile perché è un incarico di prestigio, un incarico di responsabilità, un incarico delicato, è un incarico che diciamo mi appassiona, quindi passione sicuramente è il motivo principale. Che cosa l'hanno raccontato i colleghi di questa città? Beh, è una città dove si vive bene, una città sicuramente a misura d'uomo, una città tranquilla, una realtà vivace, una realtà divertente, e quindi non vedo l'ora di poterlo confermare e scoprire di persona. Un dirigente che ha fatto la gavetta, che è partito da zero per essere approdato comunque a un posto di responsabilità. Com'è la carriera appunto del dottor Mattioli? Beh, diciamo che ho avuto quello che per me, partire dalla base, diciamo così, è stato, io lo considero un privilegio, perché mi ha permesso di capire tante cose, di crescere coi giusti tempi, di poter fare esperienze che mi porto come bagaglio professionale tutti i giorni, che mi hanno sempre accompagnato e che credo mi potranno essere utili anche da oggi in avanti. Buon lavoro quindi al dottor Mattioli, classe 80, che arriva poi dal commissariato della provincia di Rovigo, no? Mi sembra di capire, di Adria, no? Che ha lasciato tra altre cose la famiglia. Ha fatto una bella operazione anche ultimamente. Ha fatto delle belle operazioni, abbiamo conosciuto stamattina, lui tra le altre cose ha fatto proprio la gavetta, è entrato come ausiliario, poi come poliziotto, poi ha fatto il concorso fino a diventare dirigente della squadra mobile. Complimenti ovviamente e buon lavoro al dottor Francesco Mattioli. Raffaele Padrone, vice segretario nazionale di FSP Polizia. Dottore, ben ritrovato. Beh, ci sembra una buona notizia, anche perché la questura si ringiovanisce. Abbiamo il capo delle volanti, il dottor Stamegna, giovane, questo giovane. Ma solo i funzionari si ringiovaniscono, il personale invecchia. Comunque i complimenti, gli auguri, buon lavoro, andremo a trovare anche il dottor Mattioli, insomma, quanto prima. Sì, dicevo, solo i funzionari arrivano quelli giovani, d'altronde il personale l'abbiamo già detto. Oggi sono arrivati, oltre al dottore, sono arrivati quei famosi 3 colleghi che di cui avevamo dato notizia la settimana scorsa, se vi ricordate, e sono già stati inseriti nell'organigramma. È arrivata la comunicazione questa mattina, insomma, del loro inserimento nell'organigramma della questura di Pordenone. È chiaro che è come diceva lei, è un impastare con personale un po' più fresco, ma
ripeto, parliamo di dirigenti, quindi con attività. Il dottor Mattioli ad esempio ha fatto l'ausiliario e quindi dal 2004 insomma ha capito e capisce com'è l'attività della Polizia di Stato e comunque conosce, ha visto, ha passato, è stato agente e quindi si ricorderà poi nel momento in cui dovrà confrontarsi con i suoi collaboratori che ci sono delle difficoltà e delle grosse difficoltà. La notizia che invece ci fa pensare, e dopo 4 anni che io grido da questi di Salvini, che di adesso Salvini, da giugno introduciamo i taser, questa è una novità, certo, lo gridiamo da 4 anni, abbiamo dovuto aspettare prima tutte quelle intese con il Ministro della Sanità, con tutti gli organi della sanità, perché in Italia funziona così, prima gli appalti, poi vediamo, metteremo in campo, è stato testato, metteremo in campo un taser che sicuramente non farà male a nessuno, soprattutto difenderà l'incolumità chiaramente del poliziotto, dell'uomo delle forze dell'ordine, e poi sicuramente renderà meno grave andare davanti al giudice, perché non farà certamente morire nessuno, ma immobilizzerà la persona, il malvivente. Questa è la cosa importante, cercare di non avere scontri, perché vediamo che ogni volta che ci sono delle lotte, degli scontri, dei fermi e via dicendo, chi ci rimette è sempre il poliziotto, il carabiniere, che poi va in aula di tribunale. Sì, tra le altre cose ci rimette anche la vita. Abbiamo visto a Foggia cosa è successo al collega carabiniere, che gli hanno sparato bruciapelo. Era sicuramente il mio dovere essere vicino alla famiglia di un altro personaggio, uomo delle forze dell'ordine, in questo caso del carabiniere della provincia di Foggia. Ma vede, oltre al taser adesso abbiamo bisogno di quelle famose leggi, abbiamo bisogno di leggi speciali per le forze dell'ordine, perché gliel'ho sempre detto, lo torno a dire, 50 uomini, 1000 uomini, se non possono agire in una determinata maniera, non facciamo nulla, se non possiamo arrestare, se non possiamo ammanettare, se non possiamo difenderci, perché anche il taser insomma è un'arma, e un'arma va usata da chi? Da persone che sono idonee, specializzate a utilizzare la determinata arma. Sta girando in questo periodo su Facebook, non so se lei l'ha visto, quel filmato dell'arresto in Brasile. Non so se l'ha visto quel filmato, ci sono 2 poliziotti in borghese che arrestano un povero Cristo, questo qua ha il coraggio di reagire, prende 2 schiaffoni, lo trascinano per la cadoppa fino all'auto e lo caricano dentro. Non dico arrivare a quegli episodi così crudi, però ma neanche il buonismo e il permissivismo. Ma a parte questo è una cosa che non si fa così, perché è andata bene così. Potrebbe aver avuto una reazione diversa e sicuramente a rimetterci sarebbero stati i poliziotti brasiliani. Vediamo però come funziona in Brasile. Lei ha nominato il Brasile perché è una città violentissima. Diciamo che c'è anche un numero, c'è anche un numero alto, esatto, diciamo anche che c'è un alto numero. Io ho parlato con dei brasiliani che non c'entrano niente con la polizia, e c'è un alto numero di corruzione della polizia, attenzione, però sicuramente se andiamo a vedere nei paesi anglosassoni, parliamo dell'America in questo caso, cosa succede? Succede cosa? Che come non ti fermi all'alte polizia o tenti di scappare, ti crivellano di colpi, cosa che non è possibile, cioè noi non lo faremo, ma non sarebbe neanche possibile farlo, andremo non a giustificarci solo in tribunale, ma in primis alla sera, quando torniamo in ufficio, a parte che in queste cose non vedo mai scrivere atti, ma da noi sarebbe la fine, perché ti metterebbero in galera prima nell'amministrazione e nessuno ti va a difendere, se ti vuoi difendere ti prendi l'avvocato che nessuno ti paga, e poi ti levano dal servizio, ti sospendono dal servizio fino a data del processo, poi quando c'è il processo sicuramente ti condannano, perché questo è, e te ne vai a casa. Se ti va bene ti sospendono 3-6 mesi, se no te ne vai a casa. Finita la carriera. Ed è finita la carriera. Quindi
Anche lì, guardate, è vero, come dice il signor Questore, noi siamo la legalità, siamo la voce del popolo, siamo la voce... Ascoltiamo il territorio. Però attenzione, non dobbiamo esagerare, servono delle leggi per le forze dell'ordine. Allora, quando succedono fatti come incresciosi, come è successo al collega, 47 anni, in fase di sposarsi, anzi non è come hanno detto che è affermato, ma questo è passato e l'ha crivellato di colpi, perché ce l'aveva coi carabinieri, perché lo stavano fermando. Pensate, la grossa e poi il giudice, giudice dice non è pretenzionale il fatto che ha sparato, dobbiamo prima interrogarlo. Cioè uno spara 12 colpi, 13 colpi di pistola, non c'è l'intenzione di ammazzare? Cioè, ma io anche questo signor giudice, signor procuratore, vorrei parlare insieme, se lui da solo per Foggia va tranquillamente, o per la provincia di Foggia va tranquillamente a spasso con sua moglie. Ne riparleremo ancora. Mi dispiace di queste cose. Ne riparleremo io spero che il ministro, ecco, invece di mettere nel mercato questi taser, di darci questa cosa che chiediamo da 4-5 anni, cominci anche a pensare a delle leggi. Alla tutela perché voglio vedere, dell'ordine. perché caro direttore, voglio vedere se intitolano una stanza al governo, a questo collega che è morto. L'hanno intitolata a uno di Torino qualche anno fa, che era lì a manifestare, allora intitoliamo una strada, una via, Torino, una piazza Genova, o una stanza del Parlamento anche ai caduti della Polizia di Stato. Grazie, forze dell'ordine. Ci mancherebbe. Grazie a Raffaele Padrone, vice segretario nazionale di FSP Polizia di Stato. A proposito di sicurezza, rissa nella notte in un locale a Cervignano. Il servizio